Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro consueto appuntamento dal lunedì al venerdì con Onda Libera. Vediamo di fare un po' il punto dei fatti del giorno, partendo dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, velocissimamente. In apertura Israele e Gaza, Obama e le Nazioni Unite chiedono la tregua, riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza, tregua umanitaria immediata e senza condizioni, è una richiesta che viene dall'ONU e dal Presidente degli Stati Uniti, notte trascorsa senza razzi nel raid. Mentre, secondo l'Istat, e veniamo alle cose domestiche italiane, sale la fiducia delle imprese. L'indice è al top dall'agosto del 2011. Torneremo sull'agosto del 2011 perché vale la pena di dare un'occhiata più approfondita a quanto scrive Renato Brunetta oggi sul Giornale. Fonti assolutamente attendibili, scrive il capogruppo di Forza Italia alla Camera, nonché economista con la sua Free Foundation, parlano di una lettera in arrivo per il governo italiano, così come la lettera arrivò sempre dalla Banca Centrale Europea, perché anche questa arriverebbe da Draghi, il 5 agosto del 2011. Fu la lettera che in qualche modo preparò il terreno alla caduta di Berlusconi. Tanto però dicevamo, l'Istat dice che la fiducia delle imprese italiane è in salita, la fiducia delle imprese a luglio segna un nuovo rialzo, raggiungendo 90,9 punti rispetto agli 88,2 di giugno. Un livello così alto non si registrava da agosto 2011. Aumenta per le imprese dei servizi di mercato l'indice di fiducia, per le costruzioni, il commercio, in lieve diminuzione per le imprese manifatturiere. Sono dati sulla cui capacità di rispecchiare la realtà è lecito dubitare. Intanto c'è poi la terza notizia dell'agenzia ANSA Stefani: il Papa è arrivato a Caserta, atterrato l'elicottero, Bergoglio in auto si recherà presso la vicina chiesa evangelica pentecostale, dove era in programma l'incontro con circa 350 fedeli e il pastore. E ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA, il volo MH17 abbattuto in Ucraina, per l'ONU un possibile crimine di guerra. Intanto poliziotti olandesi e australiani sono in viaggio verso il sito del disastro del volo abbattuto nei dintorni di Donetsk, nella zona dove ci sono i filorussi più attivi, missione che ieri era stata rinviata per l'intensificarsi appunto dei combattimenti fra le milizie filorusse e i militari di Kiev. L'abbattimento del Boeing 777 della Malaysia Airlines potrebbe costituire crimine di guerra, ha detto l'alto commissario ONU per i diritti umani Navi Pillay. Questa violazione del diritto internazionale potrebbe costituire un crimine di guerra. È imperativo che un'indagine rapida, completa, efficace, indipendente e imparziale sia condotta su quell'episodio, ha detto l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani. Il bilancio delle vittime è alto, almeno 1.129 invece le persone uccise, 3.442 i feriti, per l'intensificarsi dei combattimenti nell'est dell'Ucraina da inizio della crisi ucraina a fine luglio. Lo ha detto sempre l'alto commissario ONU per i diritti umani. Intanto appunto poliziotti olandesi e australiani sono in viaggio verso il sito del disastro aereo in Ucraina orientale per una perlustrazione. La missione ieri era stata rinviata per l'intensificarsi dei combattimenti fra i militari ucraini e le milizie filorusse. Questi i primi titoli dell'agenzia ANSA. Intanto, rimanendo
ai supporti online. C'è in prima pagina su Dagospia il ritorno di Renzi protagonista della rassegna stampa. A cosa serve la riforma del Senato quando il nostro primo problema è stimolare la crescita ed evitare una manovra correttiva? Apre Dagospia adesso la sua prima pagina. Delle riforme in calendario, l'unica che potrebbe essere spacciata a Bruxelles come una riforma economica strutturale, in cambio della quale chiedere un po' di flessibilità, è la riforma del lavoro. Ma Pitti Bimbo, come Dagospia ha ribattezzato Renzi, non ha avuto il coraggio di andare allo scontro con i sindacati. Se i problemi dell'Italia sono economici e non riguardano l'elezione dei senatori, siamo davanti a un agosto surreale, con ricatti ugualmente surreali. Tanto per chiarire cosa avranno in testa ad agosto, oltre alla Boschi, milioni di italiani, un'estate di tasse per 20 milioni di contribuenti, professionisti, artigiani, partite IVA, persone fisiche, alle prese con scadenze plurime. E sempre dal primo piano, ma in questo caso citiamo il quotidiano online formiche.net, a proposito di questioni pubbliche e di soldi pubblici. Oggi Formiche si occupa, formiche.net, tra l'altro, di agenzia digitale. L'agenzia digitale per colmare il gap, il divario delle infrastrutture tecnologiche dell'Italia rispetto agli altri paesi avanzati. E poi però, per la verità, il tutto la scorsa settimana l'agenzia digitale è stata all'onore delle cronache più per la mancanza dei titoli di chi è stata nominata dal governo a dirigerla che altro. In ogni caso, in Italia, ha detto la commissaria per l'agenda digitale europea Nelly Kroes, 4 abitazioni su 5 non sono raggiunte dalla banda larga. È tempo di iniziare a costruire queste infrastrutture. C'è poi la questione della neutralità della rete, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il sistema per l'identità digitale per l'utilizzo in sicurezza di servizi pubblici sulla rete. Sono soltanto alcune delle priorità italiane, ma in Italia l'agenzia digitale, che adesso ha anche un direttore, un comitato di indirizzo, non decolla. In memoria restano le inefficienze della passata gestione. Sono stati nominati adesso ai vertici Alessandra Poggiani e Stefano Quintarelli. In attesa che la Corte dei Conti ratifichi la nomina di Poggiani alla direzione generale, altre questioni hanno acceso il dibattito. Una laurea presa a Londra in un ateneo non specificato e dichiarata equivalente alla laurea in scienze dell'informazione o comunicazione vecchio ordinamento e altre incongruenze hanno fatto pensare ad alcuni addetti ai lavori che il nuovo direttore dell'agenzia digitale non avesse le carte in regola per rivestire il ruolo attribuito dal Premier Renzi e dal ministro con delega al digitale Marianna Madia. Problemi forse più di forma che di sostanza, equipollenza o meno della laurea in informazione e comunicazione, sta di fatto che l'agenzia digitale deve poter anche far conto su risorse che paiono non esserci per colmare le lacune tecnologiche italiane. Di questo si occupa tra l'altro il sito di formiche.net, che ospita anche un altro articolo di un certo interesse, cioè l'articolo dedicato alle giravolte degli economisti liberisti e bocconiani su euro, debito e spesa pubblica. Gli economisti presi di mira, tra virgolette, da Edoardo Petti in questo articolo su formiche.net sono Giavazzi, Tabellini e Zingales, fautori dell'austerità come premessa per lo sviluppo. Giavazzi, Tabellini, Zingales e anche l'economista Alesina adesso chiedono lo sforamento dei vincoli dell'Unione Europea per lanciare le riforme. Erano tra i più strenui difensori dell'austerità. Insomma, le giravolte degli economisti non è un tema nuovissimo neanche questo, ma di un certo interesse. Mentre il sito di formiche.net pubblica un'analisi di Tino Oldani, apparsa sul quotidiano Italia Oggi, sulla questione del chi comanda davvero in Europa, tra Fiscal Compact e Fondo MES, il meccanismo europeo di solidarietà, sono la Troica e le banche a governare gli stati. Il pezzo di Oldani partiva da una divergenza di opinioni fra Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, e il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Lagarde ha esortato la Banca Centrale Europea a imitare la Federal Reserve americana, cioè ad acquistare direttamente titoli di Stato dei paesi della zona euro con problemi di bilancio. La direttora del Fondo Monetario Internazionale è convinta che se la Banca Centrale acquista titoli di Stato dei paesi con problemi di bilancio,
il modo di agire tipico della Banca Centrale Americana. Insomma, Lagarde è convinta che questo sia un modo più efficace rispetto alla politica dei prestiti alle banche fatta dalla BCE per vincere la deflazione che dilaga in Europa, cioè in sostanza la stagnazione economica. Draghi non ha neanche risposto alla direttore del Fondo Monetario Internazionale. A prima vista un dialogo tra sordi, ma poiché Lagarde non è l'ultima arrivata, scrive Tino Oldani, è giusto chiedersi a quale titolo intervenga sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea e di riflesso sull'intera economia europea. L'invasione di campo della direttora del Fondo Monetario è davvero tale? È priva di giustificazione? La risposta corretta è no. La spiegazione è in una parola di origine russa diventata di moda in Europa, troika. Da un paio d'anni questa parola indica un triumvirato formato da Fondo Monetario, Banca Centrale Europea e Commissione Europea che controlla il rispetto non tanto dei trattati europei, ma quello delle regole introdotte con alcune modifiche dei trattati. Regole ferree che sono contenute in 2 accordi tra i governi, il Fiscal Compact e il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Dei 2 accordi, il Fiscal Compact è il più conosciuto. In sintesi, il Fiscal Compact obbliga i paesi della zona euro a rispettare il parametro del 3% nel rapporto deficit-PIL e a non sforare un deficit strutturale dello 0,5% sul PIL all'anno, e soprattutto impone ai paesi con debito eccessivo di abbattere ogni anno di 1/20 la quota di debito pubblico che supera il 60% del PIL. Per l'Italia, Fiscal Compact significa l'obbligo per 20 anni a partire dall'anno prossimo, ci siamo in sostanza, di manovre annuali di circa 50 miliardi di euro, da tutti considerate peraltro insostenibili. Per completezza, il Fiscal Compact è stato approvato dal governo Monti nel 2012 e inserito a razzo nella Costituzione con l'avallo pressoché unanime dell'intero Parlamento, una cessione totale di sovranità nazionale destinata a costare molto cara agli italiani, da quest'anno, dall'anno prossimo. Meno note sono le novità introdotte dal MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, deciso dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo nel 2010 per far fronte alla crisi della moneta unica, entrato in vigore nel settembre 2012. MES e Fiscal Compact sono complementari, di fatto hanno creato un nuovo governo europeo che scavalca i singoli governi per gestire le crisi finanziarie e salvare, come si suol dire, gli stati a rischio di tracollo. Volendo semplificare, il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, è una riproduzione europea del Fondo Monetario Internazionale, sia pur con minore potenza di fuoco, come si dice, cioè capitali, perché il MES ha 700 miliardi di euro di capitale versati dai paesi euro, di cui 500 prestabili. Ed è proprio al Fondo Monetario Internazionale che il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, si affianca nell'effettuare i prestiti ai paesi in difficoltà e nel controllare poi, in modo rigoroso, l'applicazione delle regole di austerità per riportare i bilanci degli Stati in pareggio. In questa azione il MES e il Fondo Monetario operano di concerto con la Commissione Europea, formando la famosa Troika. Ma attenzione ai dettagli, scrive ancora Tino Oldani, perché è sempre lì che si nascondono le trappole. Il Meccanismo Europeo di Stabilità ha una propria personalità giuridica, propri dirigenti e propri beni che godono di totale immunità. Di fatto, quando il MES, il Meccanismo Europeo di Solidarietà, di Stabilità, quando il MES è un lapsus freudiano, quando il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, quando concede un prestito a un paese cosiddetto in difficoltà che ne abbia fatto richiesta, si sostituisce insieme ai soci della Troika nella gestione della politica economica del paese che ha chiesto in prestito. Lo Stato debitore deve cioè sottostare a tutte le imposizioni contenute nel piano di aggiustamento finanziario della Troika, costi quel che costi. È stato così in Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro. Dunque, se la signora Lagarde, Fondo Monetario, si permette di dare consigli alla BCE, Draghi, o addirittura criticarla, lo si deve proprio alla sua presenza nella Troika, che nella gestione dei paesi europei in crisi
conta ormai più degli stessi governi interessati, nonché del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Una totale cessione della sovranità nazionale. Il bilancio dei primi 2 anni del meccanismo europeo di stabilità non è affatto esaltante, conclude Tino Oldani. In Grecia, grazie ai prestiti della Troika, l'unico beneficio è andato alle banche del nord Europa, che hanno potuto recuperare per intero i loro crediti, mentre al governo di Atene sono rimaste le briciole. Si calcola meno del 19% dei cosiddetti aiuti. Anche per questo il meccanismo europeo di stabilità, ufficialmente un fondo salva stati, viene definito un fondo salvabanche, definizione tanto più appropriata se si considera che alle riunioni del MES, in cui si valutano le concessioni di prestiti ai paesi richiedenti, chi è ammesso come osservatore? Le maggiori banche del mondo, del tipo Nomura, Goldman Sachs, Merrill Lynch e così via, con il risultato che le politiche economiche di austerità rischiano di essere dettate non dai parlamenti o dai governi, cioè organismi democratici liberamente eletti dai paesi in crisi, ma dalle grandi banche mondiali che partecipano alle riunioni del meccanismo europeo di stabilità. Quest'ultimo aspetto mette i brividi, notava Tino Oldani, soprattutto quando un paese inizia ad entrare nelle ipotesi di commissariamento. L'Italia commissariata non esiste, ha detto il premier Matteo Renzi in una recente intervista, ma pochi giorni dopo ha destato scalpore il fatto che Elmar Brok, uno dei consiglieri più autorevoli di Angela Merkel, abbia detto al Corriere della Sera: se rispetta le regole e fa le riforme, l'Italia non tema il commissariamento. Sarà un eccesso di pessimismo, ma sembra una conferma del fatto che l'ipotesi era nell'aria e forse lo è. Una brutta aria, scriveva Tino Oldani. Oggi potete rileggere l'articolo in prima pagina sul sito formiche.net, ma poi il complemento è il pezzo di Renato Brunetta sul Giornale che leggiamo tra poco. Dal sito invece lavoce.info, sito di economisti a suo tempo fondato da Tito Boeri, ma sono moltissimi i collaboratori, c'è da segnalare ancora in prima pagina il lavoro sui fondi strutturali europei, cioè su come spendiamo i fondi strutturali europei. Inefficienze, sprechi, dubbi sulle modalità di applicazione e funzionamento sono evidenti. I benefici non mancano, su tutti una maggior coesione europea. Domanda: meglio restituirli questi fondi europei o meglio spenderli meglio? E il lavoro quello soprattutto degli economisti Roberto Perotti e Filippo Teoldi, il disastro dei fondi strutturali, ma trovate anche altri contributi su questo tema dei fondi europei, cosiddetti europei, perché poi sono una parte di quello che come contribuenti versiamo all'Europa e torna parzialmente indietro. Ma c'è anche in prima pagina sul sito lavoce.info il punto sul taglio delle spese annunciato dalla Camera dei Deputati e dalla sua Presidente Boldrini. È un semplice maquillage contabile, spiega lavoce.info. I meccanismi sono quelli della ragioneria creativa adottati dalla Presidenza della Camera e danno al contribuente soltanto l'illusione di un risparmio dei suoi soldi. C'è un articolo in prima pagina sul sito lavoce.info, ma anche un ebook, un libro, che scende nei dettagli. Non è ammissibile che l'Istat ritardi ancora intanto nel definire la contabilità nazionale in base alle nuove regole Eurostat. Avremo una nota di aggiornamento del documento di economia e finanza destinata a essere superata dopo pochi giorni. E poi ancora, scrive La Voce in prima pagina, la classe dirigente della pubblica amministrazione è chiaramente inadeguata, ma la riforma del ministro Madia ripete gli stessi errori del passato, e il sito spiega il perché. E ancora un altro tema: gli interventi a sostegno delle famiglie più povere che alcune regioni hanno varato. Tra questi interventi, quello del Veneto è un esempio di lavori socialmente inutili, scrive La Voce. Ogni euro erogato costa 1,34 di burocrazia per raggiungere solo l'1% delle famiglie in condizioni di povertà. Il tema è quello del cosa possono fare le regioni per sostenere le famiglie più povere. E infine c'è anche un pezzo in primo piano sul grande business dei campionati del mondo che allarga il lato oscuro del gioco del calcio. Non c'è praticamente edizione che ne sia indenne. L'approfondimento sulle ombre che già gravano su Russia 2018 e soprattutto su Qatar
2022. Facciamo giusto in tempo a citare l'ultimo articolo prima di andare in pubblicità, questo dall'Intraprendente, il giornale d'opinione del Nord diretto da Giovanni Sallusti, che in questo momento mette ancora in prima pagina il contatore del residuo fiscale dei lombardi, cioè quanto finora i cittadini e le cittadine lombardi hanno regalato a Roma, hanno lasciato graziosamente come dono nelle casse dello Stato centrale. In questo momento, oggi 28 luglio, siamo a 32 miliardi e 251 milioni di euro, in rapida crescita naturalmente, perché sono migliaia di euro al secondo quelli che i lombardi regalano alle casse di Roma. È il famoso residuo fiscale, la differenza fra dare e avere, cioè fra quello che la Lombardia letteralmente riceve e quello che la Lombardia altrettanto letteralmente dà alle casse dello Stato. La differenza fra il dare e l'avere, chiamata residuo fiscale, in questo momento è 32 miliardi e 251 milioni di euro e 144 mila, adesso 49, 51, 53, si va a botte di 2.000 euro praticamente al secondo che la Lombardia regala a Roma. Ebbene, sul sito dell'Intraprendente, giornale di opinione del Nord diretto da Giovanni Sallusti, oltre al contatore del quanto la Lombardia regala a Roma, c'è anche da segnalare un articolo in favore del libero contante. Libero contante in libera Europa, manifesto per la crescita, il pezzo è di Manuel Seri. Contanti sì, contanti no, contanti ma pochi, POS, non POS, sì POS ma con sanzioni per chi non ce l'ha, sembrano i ritornelli delle canzoni estive, invece sono l'oggetto di discussioni di governo. Libero contante è il grido che si alza, per così dire, dalle colonne dell'Intraprendente online. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella nuova sede di Treviolo, 5.000 metri dedicati al riposo e per festeggiare in tutti i nostri punti vendita tante nuove promozioni e saldi sui prezzi già scontati. Siamo aperti tutto il mese di agosto, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Caldo, freddo. E in casa non c'è mai il giusto clima. Oh, cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo adesso all'articolo, il dossier di Renato Brunetta oggi sul giornale e la sua Free Foundation sulla questione dei conti di governo disastrosi. Sarebbe in arrivo dunque un'altra lettera da parte della Banca Centrale Europea indirizzata al governo Renzi in questo caso, così come nel 2011, 5 agosto, fu mandata la letterina, lo ricorderete, al governo Berlusconi, che costrinse tra l'altro a una maxi manovra di correzione dei conti pubblici. Renato Brunetta parla di fonti assolutamente attendibili che certificherebbero, o meglio, darebbero per sicuro l'arrivo di una lettera per il governo italiano. Come il 5 agosto del 2011 una lettera fu inviata al governo Berlusconi
senza che nessuno o quasi ne sapesse nulla e al di fuori da qualsiasi prassi o regola istituzionale. Così nei prossimi giorni una lettera simile pare che sarà indirizzata a Matteo Renzi e al suo governo, scrive oggi Renato Brunetta su Il Giornale. Il mittente della lettera sarà lo stesso di 3 anni fa, la stessa persona che Brunetta non nomina ma che chiarissimamente è Mario Draghi. Draghi che allora agì quasi per disperazione, perché a capo, sia pure ancora in tandem con il predecessore Trichet, di un'istituzione, la Banca Centrale Europea, che al tempo era impreparata alla crisi e impotente dinanzi alla crisi, e che oggi invece agisce con una consapevolezza maggiore, avendo alle spalle, si fa per dire alle spalle e non davanti, tutto ancora da capire. La crisi in questi 3 anni, attraverso i mercati finanziari internazionali, ha colpito i debiti sovrani degli stati e ha messo a rischio la stessa sopravvivenza della moneta unica. Su queste questioni poi, tra l'altro, per inciso, parleremo in dettaglio mercoledì, una conversazione con il professor Alberto Bagnai sulla scorta del suo libro Il tramonto dell'euro, che proprio sulla questione dei debiti pubblici cerca di fare chiarezza opponendosi al mainstream, cioè alla corrente principale delle interpretazioni circa la pericolosità del debito pubblico e il fatto che il debito pubblico sia la causa dei mali di un paese e non che delle crisi che poi colpiscono un paese, 2 paesi, 3 paesi, un'intera area. È una delle tesi interessanti contenute nel libro Il tramonto dell'euro, che affronteremo e delle quali parleremo mercoledì mattina nel corso di Onda Libera a partire dalle 11 con il professor Bagnai. Nel 2011, ricorda intanto oggi su Il Giornale Renato Brunetta, nel 2011 il governo in carica, con qualche contrasto interno, ma con grande senso di responsabilità, accettò, seppur a malincuore, le prescrizioni della Banca Centrale Europea, varando subito il 13 agosto, cioè 8 giorni dopo aver ricevuto la letterina da Draghi, una manovra da 64 miliardi di euro cumulati dal 2011 al 2014 per anticipare di un anno il pareggio di bilancio dal 2014 al 2013, cioè arriva la letterina, nessuno discute niente, e si scaricano sui contribuenti italiani per i successivi 4 anni 64 miliardi di manovra, che sono 64 miliardi di roba da prendere dalle tasche del cittadino. Questo naturalmente lo fece il governo Berlusconi morente, diciamo così, ma l'hanno fatto poi dopo quelli che sono venuti dopo, l'hanno fatto anche quelli che venivano prima, per carità, però il punto è: nessuno mette in discussione il fatto che siano fondate le cose scritte nella lettera che ti arriva dalla Banca Centrale Europea e che si debba per forza fare quello che c'è scritto o comunque qualcosa del genere. Quindi arriva la lettera il 5 di agosto del 2011, il 13 di agosto c'è già pronta la manovra da 64 miliardi di euro. Tra l'altro, detto per inciso, il fatto che ci vogliano appena 8 giorni in pieno agosto per fare una manovra da 64 miliardi, a noi semplici e idioti, nel senso letterale del termine, cittadini, ci fa pensare che fosse tutto già preconfezionato, detto per inciso, anche se qualcuno magari non lo sapeva. Lo stesso Brunetta ha polemizzato con Tremonti e viceversa sul fatto che l'uno e l'altro fossero o meno consapevoli della lettera in arrivo dalla Banca Centrale Europea. Comunque, lettera o non lettera, la sostanza è: obbediamo. 64 miliardi di manovra nel giro di 7 giorni. Dopodiché, il 26 ottobre di quel 2011, inviando ai presidenti del Consiglio e della Commissione Europea una lettera di ulteriori impegni opportunamente messi in calendario e in gran parte realizzati l'11 novembre con un maxi emendamento alla legge di stabilità 2012. Quindi non solo abbiamo fatto il manovrone da 64 miliardi di euro per i successivi 4 anni a 8 giorni di distanza dall'arrivo della lettera, ma dopodiché il mese dopo, cioè prima di cedere lo scettro a Mario Monti, il 26 ottobre, lo stesso governo morente Berlusconi invia ai presidenti del Consiglio e della Commissione Europea una lettera con ulteriori impegni opportunamente calendarizzati, cioè messi nero su bianco con delle date precise e in gran parte realizzati l'11 novembre con maxi emendamento alla legge di stabilità di quell'anno, cioè alla finanziaria. Questo fece il governo Berlusconi per obbedire agli ordini della BCE,
Chissà se il governo di oggi, se mai arrivasse la lettera le cui linee guida adesso descriviamo, sarà in grado di rispondere in questa estate-autunno in maniera tanto tempestiva come fece il governo Berlusconi 3 anni fa. E qui non si capisce se Brunetta sia orgoglioso del fatto che il governo dell'epoca obbedì al diktat della Banca Centrale Europea o il contrario. E comunque pone il problema. Chissà se Renzi è così bravo a obbedire alla BCE come abbiamo obbedito noi. La morale che dalla lettera che ci è stata anticipata viene amaramente fuori, questa qui invece è la lettera che sta per arrivare a Renzi, è che 3 anni sono passati invano. Anzi, da allora le cose sono peggiorate. A parte la speculazione dello spread che colpì l'Italia in quel novembre 2011 e che finalmente perfino Mario Draghi riconosce in maniera esplicita che è stato un grande imbroglio. A parte lo spread, grande imbroglio, come riconosce anche Draghi, tutto è peggiorato, scrive Renato Brunetta. Nel 2011 il prodotto interno lordo aveva ancora un segno positivo, oggi viaggia a 0 o sotto 0. La disoccupazione nel novembre 2011 era all'8,8%, 30% quella giovanile, oggi è al 12,8%, 43% quella giovanile. Il debito pubblico era al 120,7% nel 2011, oggi è al 135,2%. Apriamo una parentesi. Allora vuol dire che la lettera della BCE con le cose da fare, le cose che si fecero a sprombattuto obbedendo supinamente alla BCE sono servite a un tubo. Il governo Monti, il governo Letta e per quel che vale anche il governo Renzi, per quel che vale nel senso per quel che si può valutare fino ad oggi, servito a poco e niente, perché naturalmente l'economia non va e il debito aumenta, perciò peggiora il rapporto debito-PIL, fermo restando che il rapporto debito-PIL del Giappone a livelli galattici e il Giappone si è fatto la sua manovra di stimolo all'economia spendendo capitali pubblici senza soverchi problemi, per forza non è nella gabbia dell'euro. Questo è un altro paio di maniche del quale parleremo, anzi è lo stesso paio di maniche, anzi c'è una manica sola e ne parleremo appunto mercoledì mattina con il professor Bagnai. Allora, nel 2011 i dati dell'economia erano migliori di quelli di oggi, dice in sostanza Brunetta, il prodotto interno lordo, l'occupazione e il debito pubblico, che tra l'altro raggiungerà quota 140% sul prodotto interno lordo entro fine di quest'anno. Il debito pubblico sta aumentando a un ritmo mai visto nella storia, di fatto un ritmo incontrollato. E anche qui dovremo aprire un'altra bella parentesi di riflessione. Dovremmo porci il problema di come mai, nonostante tutti i sacrifici, l'austerità, le tasse, il debito pubblico continua a salire. Non è per caso che la componente esclusivamente finanziaria di questo debito pubblico sia da prendere in considerazione? Cioè, è un pretesto il debito pubblico? È una domanda che credo sia legittimo porsi per imporre determinate politiche, per fare determinate politiche in campo economico e fiscale? Con finalità non certo entusiasmanti, perché l'economia va male e il lavoro si perde e c'è sempre più gente a spasso. Quindi il debito pubblico non sarà una grandezza, come dire, da un lato finanziaria e dall'altra assolutamente strumentale ad altri disegni? Perché, ripeto, il caso del Giappone è piuttosto eloquente. Il fatto è che il debito pubblico italiano è dentro una cornice che è quella, una cappa, che è quella europea, con le sue regole. La pressione fiscale nel 2011, ricorda Brunetta, era al 42,5%, sempre escludendo il nero naturalmente, e anzi includendo il nero in questo conto, perché se lo escludi la pressione fiscale è molto più alta. Oggi comunque, anche includendo il nero, è al 44%. Il numero di poveri in Italia era di 8.173.000 nel 2011, e oggi sono oltre 10 milioni, il che è un altro dato che comprova, ma ormai diventa perfino noioso questa osservazione, che le ricette fatte dal 2011 in avanti perché bisognava salvare l'Italia dal baratro hanno scaraventato l'Italia in un baratro che non sarà magari stato improvviso, shock come quello che ci veniva prospettato nel novembre 2011, ma è un baratro comunque, perché i numeri sono drammatici. E soprattutto, scrive Brunetta, sono peggiorati i conti pubblici e c'è il rischio di una manovra correttiva da 30 miliardi.
tra adesso e il prossimo autunno, che ne dica il Presidente del Consiglio, sulla cui parola non c'è da mettere la mano, perché di parole e promesse ne ha fatte tante in pochissimi mesi il Presidente del Consiglio e ne ha mantenute quasi niente praticamente. Quindi quando Renzi giura che la manovra non ci sarà, c'è da incrociare tutte le dita delle mani e dei piedi, perché sarà molto probabile che la manovra ci sarà, e neanche tanto una passatina così superficiale. 30 miliardi sono una bella legnata, è il risultato fallimentare di Monti, Letta e fino ad oggi Renzi, scrive Brunetta, quale però poi dice: ma noi sì che eravamo bravi, noi abbiamo recepito al volo le indicazioni della Banca Centrale Europea e abbiamo fatto il manovrone da 64 miliardi e poi addirittura abbiamo corretto la finanziaria per il 2012, in quel novembre 2011, aggravando ancora di più la manovra. Quindi noi eravamo bravissimi, si vede, perché la strada non è diversa, quella seguita dal governo Berlusconi-Morente non è poi tanto diversa da quella seguita poi dal governo Monti. Monti è arrivato con la legittimazione dall'alto, per così dire, non aveva problemi di numeri perché glieli hanno offerti tutti quelli che voleva, una maggioranza parlamentare prona ai suoi voleri, e ha fatto tutto in maniera molto più rapida e molto più pesante, senza problemi né dubbi. Però va detto che anche il governo Berlusconi-Morente, novembre 2011, la sua ortodossia la manifesta, la dimostra, cioè il fatto che obbedisce alle regole, ai diktat anzi della Banca Centrale Europea, lo rivendica perfino Brunetta, il capogruppo attuale alla Camera. Questa è la premessa della lettera, una lettera che sta per arrivare a Matteo Renzi, una premessa che finalmente rende giustizia, scrive Brunetta, di 3 anni di balle, di sospensione della democrazia, di strumentalizzazione della crisi da parte della sinistra che adesso è al governo senza sapere perché. C'è poi una seconda parte in cui la Banca Centrale Europea fa autocritica, incredibile a dirsi, scrive Brunetta, sulla gestione della crisi, non solo a livello di politica monetaria, che è di stretta competenza della Banca Centrale Europea, ma anche in riferimento alla politica economica della Commissione Europea, troppo passiva ai diktat tedeschi. C'è la seconda autocritica della Banca Centrale Europea. Nonostante gli sforzi della banca di Draghi, pertanto, nell'estate del 2012 gli spread hanno ricominciato ad aumentare, complici alcune voci sull'uscita della Grecia dall'euro. Fu quello il momento in cui, intervenendo a una conferenza a Londra, Mario Draghi, il mittente anche di questa lettera che sta arrivando a Renzi, pronunciò la frase che ha cambiato le sorti dell'euro. Poche parole che, per essere riempite di significato, costarono un'estate di lavoro ai funzionari della BCE. Disse Draghi il 26 luglio del 2012: faremo di tutto, whatever it takes, per salvare l'euro. Sulla politica economica dell'Unione Europea, nel ripercorrere le tappe della crisi, pare che nella lettera, e Brunetta qui sta parlando della lettera che, ripetiamo, sta per arrivare al governo Renzi, secondo fonti assolutamente attendibili, come scrive il capogruppo di Forza Italia oggi sul Giornale. Dunque, dicevamo, sulla politica economica dell'Unione Europea pare che nella lettera che sta per arrivare all'Italia venga finalmente riconosciuto il ruolo disastrosamente e perversamente egemone della Germania, che ha imposto agli stati, oggetto di speculazione finanziaria, come unica ricetta, senza analisi preventive delle cause della crisi, misure sangue, sudore e lacrime. Ma giungiamo alla terza parte della lettera, perché se è pur vero che la BCE scriverà che va riconosciuto il ruolo disastrosamente egemone della Germania nell'imporre politiche di austerità, dipende da come lo scrive la BCE e da che conseguenze pratiche escono fuori da questa considerazione, perché se ci si limita a dire che non è più il tempo dell'austerità e ci vuole flessibilità, capirai che novità nella lettera. L'abbiamo sentito per settimane senza che questo avesse un rilievo e un effetto pratico tangibile. In ogni caso, cosa c'è scritto nella terza parte della lettera di Draghi, che sta per arrivare, è in volo da Francoforte, dalla BCE al governo italiano? È l'analisi della situazione attuale in Italia, la terza parte della lettera Ventura, per così dire, che sta per arrivare. Questa volta si parte dai dati di fatto, i numeri dell'economia reale, e non dai numeri dello spread come nel 2011, lo spread imbroglio. Ma il paradosso è che, venuta meno la speculazione finanziaria, lo spread appunto,
La crisi, non solo italiana ma anche europea, invece si è aggravata e rimane. E tra tutti i paesi l'Italia rimane un osservato speciale. Perché? Perché in 3 anni i fondamentali dell'economia e i conti pubblici sono peggiorati e qui vengono i dolori per il governo Renzi, in arrivo da questa letterina della BCE. La Banca Centrale Europea si chiede infatti perché il governo, nonostante una delega fiscale approvata dal Parlamento già a febbraio, non proceda alla redazione dei decreti attuativi per giungere in 5 anni a una riduzione di 5 punti della pressione fiscale, riportandola sotto il 40%, delega fiscale, magari puntando a un sistema fiscale di tipo flat, scrive Brunetta, cioè a una aliquota fiscale unica per tutti i livelli di reddito, riconoscendo però una deduzione personale ai contribuenti. È un po' la proposta Salvini-Borghi-Aquilini, tanto per essere sintetici. Un sistema flat con un'aliquota fiscale unica e una detrazione personale ai contribuenti, tale da rendere il nostro sistema progressivo, così come impone la Costituzione italiana. Parallelamente, nella lettera che sta per arrivare al governo italiano dalla Banca Centrale Europea si sottolinea che occorre una riduzione reale della spesa pubblica partendo dalla riduzione del pagamento degli interessi sul debito pubblico, non solo e non tanto derivante dagli irrisori 2 o 3 miliardi di risparmio dovuti alla riduzione degli spread, cifra che dimostra ancora una volta l'imbroglio di questo indicatore, bensì da una riduzione strutturale dello stock del debito di almeno 400 miliardi. E qui, amici, al di là di tutte le chiacchiere, amici e amiche, scusate questa locuzione non troppo elegante, e qui però veniamo al dunque sostanzialmente. Perché? Perché tutto il resto, vabbè, la Germania, lo spread non era corretto, era un mezzo imbroglio, direbbe, perché non l'abbiamo letta, soltanto Brunetta la conosce la lettera della BCE che sta per arrivare al governo Renzi, o mostra di conoscerla. Lo spread era un mezzo imbroglio, ammette Draghi. Il debito pubblico è cresciuto, i risultati economici vanno male, la Germania e il rigore sono ricette che non funzionano, ci vuole flessibilità, insomma, tutto bla 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 fino a qui, però arriviamo a un punto che dovrebbe molto interessare i contribuenti e sul quale battiamo costantemente da questa trasmissione, ovvero la riduzione dello stock di debito. Questo sarebbe uno dei punti nuovi effettivamente, o comunque interessanti, mettiamola così, e preoccupanti della nuova lettera che è in arrivo dalla Banca Centrale Europea. Perché scrive oggi Brunetta, non so se sia attendibile o meno, però Brunetta parla di fonti assolutamente attendibili per questa lettera in arrivo per il governo italiano dalla Banca Centrale Europea. E in questa lettera ci sarebbe il suggerimento / diktat, perché dalla BCE non è che arrivino suggerimenti. Se qualcuno ricorda gli effetti di quella lettera del 5 agosto 2011, in 8 giorni una manovra da 64 miliardi, poi un'altra correzione di conti pubblici, cioè una legnata sui contribuenti con la legge di stabilità a novembre. Dopodiché a novembre viene mandato a casa Berlusconi e arriva Mario Monti. Quindi le lettere della BCE non sono lettere d'amore, non sono lettere superficiali, sono lettere che qualche effettuccio ce l'hanno. Benissimo, in questa nuova lettera che starebbe per arrivare a Renzi ci sarebbe anche questa questione qui. Guarda caso, il portavoce, no, non è portavoce, è uno dei più stretti collaboratori del Presidente del Consiglio italiano Renzi, Marco Carrai, un paio di settimane fa se ne è uscito su Milano Finanza con questa questione qui. Dobbiamo abbattere il debito pubblico di 200, 300, 400 miliardi. C'è una proposta firmata anche da 30 deputati del PD e della quale forse riusciamo a parlare domani con uno dei firmatari, l'onorevole Fragomeli, che appunto si propone di abbattere lo stock del debito pubblico. E adesso abbiamo anche un'altra notizia, che dalla Banca Centrale Europea starebbe per arrivare una letterina con scritto sopra: dovete abbattere il debito pubblico di almeno 400 miliardi. È quello che racconta oggi perfino Brunetta. Quindi in questa lettera si dice che bisogna ridurre la spesa pubblica, ma non di quelle quisquiglie 2 o 3 miliardi che sono i vantaggi del diminuito spread, che poi è un imbroglio a sua volta. Bisogna ridurre strutturalmente lo stock del debito pubblico.
di almeno 400 miliardi, cioè da 400 miliardi in su. E peraltro Brunetta la chiude qui. Non è da chiudere qua, secondo me, perché tu non puoi dire adesso dobbiamo diminuire il debito pubblico di 400 miliardi, non di 4 noccioline, di 400 miliardi, e poi lasciarla lì in sospeso la questione, cioè come vuoi abbattere quel debito pubblico? Perché c'era chi ha proposto obblighiamo gli italiani a investire in un fondo patrimoniale, cioè mettiamo tutti gli attivi dello Stato dentro un fondo finanziario e obblighiamo gli italiani, è un prelievo forzoso, a investire in questo fondo, così tiriamo su centinaia di miliardi. È un'idea orrenda, chiaramente dal punto di vista terribile, dal punto di vista del cittadino, ma è un'idea. Un'altra idea era obblighiamo, c'è sempre l'aspetto d'obbligo, gli italiani a ipotecare un pezzo della loro casa o delle loro proprietà. È un'altra idea. Quest'altro invece è un obiettivo senza il come raggiungerlo, cioè 400 miliardi almeno di riduzione di debito pubblico, come chi lo sa. Altro punto su cui si concentra l'attenzione, passa al capitolo dopo Brunetta, altro punto su cui si concentra l'attenzione della Banca Centrale Europea sono le misure per la crescita. Insomma, Draghi suggerirebbe un New Deal, un nuovo corso dell'economia italiana attraverso investimenti pubblici e privati in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti coefficienti di attivazione come quello dell'edilizia, manutenzioni, infrastrutture diffuse, eccetera. Una manovra in 5 punti in sostanza, quella suggerita da Draghi nella lettera che sta per arrivare al governo italiano, che possono avere un effetto esplosivo per l'economia. Una legge obiettivo grandi opere, l'adozione di un grande piano di assicurazione del territorio contro i rischi delle calamità naturali, l'adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte degli inquilini e destinazione delle risorse all'housing sociale, cioè case pubbliche, l'adozione di un piano industriale nazionale per realizzare nuovi impianti sportivi, niente meno, e complessi multifunzionali, e poi un piano industriale per rilancio e sviluppo di turismo e potenziamento di strutture ricettive. Ora, se tu porti via almeno 400 miliardi per abbattere il debito pubblico, poi non so dove vai a trovarli i soldi per fare tutte queste mirabilia, compresi gli impianti sportivi. Ultimo ma non ultimo, conclude Brunetta, dando conto a noi, lettori e cittadini, di quanto ci sarebbe scritto dentro la lettera che sta per arrivare al governo italiano. La BCE, la Banca Centrale Europea, consiglia di non perdere tempo con la riforma del Senato, concentrandosi invece sulla elezione diretta del Presidente della Repubblica, e il motivo è questo. La forma di governo non è neutra rispetto alle scelte di politica economica. Il Presidente della Repubblica, se fosse eletto dal popolo, sarebbe garante di una maggiore stabilità e continuità politica e garantirebbe che il mandato elettorale non venisse tradito e che il Parlamento fosse sciolto nel caso in cui si determinassero pratiche trasformistiche e tentativi di costruire nuove e diverse maggioranze rispetto al responso delle urne. Insomma, improvvisamente la BCE scopre qualche virtù della democrazia e dice: un presidente eletto dal popolo sarebbe più democratico di quello che avete sperimentato in questi ultimi almeno 3 anni. Però, secondo Brunetta, il suggerimento base è questo qui. Non perdete tempo, dice la BCE al governo italiano, a discutere di Senato, di riforma del Senato. Piuttosto introducete l'elemento della elezione diretta del Presidente della Repubblica. E qui credo sia lecito anche un retropensiero, cioè lo scrupolo della Banca Centrale Europea pare improbabile che sia quello di garantire maggior democraticità ai governi nazionali, in questo caso a quello italiano, perché tutta l'azione della BCE è andata nel senso contrario, cioè di espropriare democrazia e sovranità, con la compiacenza naturalmente di chi gliel'ha regalata. Vedi l'orgoglio, fra virgolette, di Brunetta nel dire: noi siamo stati velocissimi a dire sì, a obbedire alla BCE nel 2011. Quindi, se è vero, se è probabile perlomeno, che la Banca Centrale Europea poco si preoccupi della democrazia interna dei paesi, il suggerimento di un presidente forte, a occhio e croce, credo che si possa iscrivere nell'ambito di altro tipo di desideri, cioè quello di avere un presidente forte che meglio obbedisca agli ordini che arrivano da là sopra, dalla BCE, piuttosto che dai vertici europei, dalle troiche varie, anzi dalla troica.
Il presidente eletto sarebbe dunque più democratico e perciò Mario Draghi, bontà sua, consiglia all'Italia di non perdere tempo con la riforma del Senato, ma di introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Vedi Napolitano, per esempio. Metti un napolitano eletto, a quel punto sarebbe stato un perfetto esecutore, ancora più perfetto, se passate l'errore di grammatica, rispetto a quelli che ci sono stati in questi 3 anni. Le fonti che ci hanno dato queste anticipazioni, ribadisce ancora Brunetta e lo dice 2 volte, sono assolutamente attendibili, come lo erano le fonti di 3 anni fa, ma non sappiamo se questa lettera arriverà davvero. Colpo di teatro a fine dell'articolo di Brunetta. Troppo bello, troppo serio, troppo presto ricostruire nella verità la storia di quell'estate-autunno del 2011, una storia fatta di imbrogli, inganni, colpi di Stato e mistificazioni. E qui mi verrebbe da aprire un'altra parentesi, osservando, ma se voi eravate in mezzo a imbrogli, inganni, colpi di Stato e mistificazioni, non sarebbe stato corretto, etico, normale avvertirne i cittadini? Poi certo, potrebbero controbattere gli allora governanti del morente governo Berlusconi, che non volevano esporre il paese a un rischio mortale, quello di precipitare nel famoso baratro e essere travolti dagli spread. Però c'era anche un'altra opportunità, dire la verità e tirarsi fuori da un gioco che alla fine non era positivo. Ce lo state dicendo voi stessi che il gioco non era positivo, è stato fatto di imbrogli, mistificazioni e inganni. Allora ti tiri fuori e quel che succede, succede, perché davanti a un qualcosa di negativo, di certamente negativo, perché così ti si sta prospettando, tu almeno abbi il coraggio di dire no, non ci sto. Poi voi mi dite che sarebbe stato peggio, non lo so, ce la giochiamo sta partita, visto che non stiamo parlando di un paesucolo, ma comunque di uno Stato senza il quale l'euro forse non se la sarebbe passata così bene in questi 3 anni, o comunque se l'Italia all'epoca avesse posto certe questioni, non essendo un paesino proprio minuscolo, probabilmente avrebbe potuto anche negoziare cose diverse. Fare una voce un pochino grossa nel momento di crisi non è male durante i negoziati, specie se appunto non sei una mosca del tutto e specie se la tua presenza nel club dell'euro è abbastanza determinante, perché se torniamo al novembre 2011 l'Italia avesse minacciato di non ci sto alla lettera della BCE, non mi adeguo, dico la verità ai miei cittadini e poi ce la vediamo. Sarebbe stata un'arma di negoziazione abbastanza interessante, o no? Molto più invece codardamente uno dice, vabbè, arriva la lettera, mi adeguo, in 8 giorni faccio la super manovra da 64 miliardi. Insomma, molto probabilmente il 5 agosto non arriverà nulla, conclude Brunetta, e tutto continuerà come prima e peggio di prima. Peccato, ma non disperiamo che da qualche parte qualcuno questa lettera la scriva davvero e ce la invii prima che sia troppo tardi. Abbiamo scoperto la burla di Brunetta, la lettera non c'è, però potrebbe essere stata scritta così. Burla o non burla, però ci ha dato la possibilità di fare qualche ragionamento e quindi alla fin fine non è male il pezzo che abbiamo letto, perché qualche possibilità di ragionare ce la offre comunque. Adesso però ci rilassiamo un attimo con un pezzo musicale.
suonato da Jack Gibbons al pianoforte. Tornando a parlare di spesa pubblica, e chissà se arriva, non arriva, se è una finzione, un'invenzione, la lettera della Banca Centrale Europea al governo italiano, ma sta di fatto che anche se fosse, non sarebbe improbabile, no, credo sarebbe molto improbabile che Draghi suggerisca all'Italia di fare eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, perché è più democratico come sistema che non immaginare la riforma del Senato. Questo è estremamente improbabile, per usare avverbio che va di moda. Tutto il resto invece ci ha fornito il destro per fare un po' il punto della situazione. Intanto, quel che è certo è che l'economia quest'anno andrà molto peggio di quello che il governo ha previsto, ormai lo sanno anche i bambini che fanno la prima elementare al prossimo settembre. Il prodotto interno lordo del 2014 sarà ben inferiore al pur misero 0,8% previsto dai documenti ufficiali di finanza pubblica. Renzi continua a dire che la manovra non ci sarà, ma anche al di là del vetro adesso devono cominciare a mettere la mano nel portafogli, e soprattutto chi ci sta ascoltando, perché nel prossimo autunno toccherà mettere pesantemente mano al portafogli per colmare il buco, 25, 20, 30 miliardi. E poi dall'anno prossimo ci divertiamo tutti con 50 miliardi di manovra aggiuntiva rispetto a quello che normalmente paghiamo, per rispettare il famoso fiscal compact, la diminuzione del debito pubblico di 1/20 all'anno per la parte che eccede il 60% del rapporto rispetto al prodotto interno lordo. Cioè, appunto, calcolato all'ingrosso, da 40 a 50 miliardi di euro di manovra ogni anno in più rispetto a quello che già paghiamo normalmente. Dunque non ci sarà la manovra, dice Renzi, ma i numeri preoccupano. E oggi il Sole 24 Ore si occupa di uno studio della Ragioneria Generale dello Stato, che finora è passato inosservato, scrive il quotidiano di Confindustria, che fa un confronto europeo sulla spesa pubblica in Europa negli ultimi 14 anni, 2000-2013. Il punto è che nel 2013 sono stati spesi in Italia 12.924 euro pro capite, cioè per ogni cittadino italiano di spesa pubblica, ma ha speso ben di più la Germania, 14.900 circa, o la Francia, 17.883 pro capite la spesa pubblica in Francia. Si tratta però di una spesa che in Italia è mal distribuita ed è insostenibile, perché il prodotto interno lordo continua a cadere, cioè l'economia va male, la ricchezza diminuisce. In rapporto al prodotto interno lordo, l'Italia è uno degli stati più prodighi, più generosi d'Europa, perché dedica alla spesa pubblica il 50,6% della ricchezza, cioè più della metà. In Germania si spende il 44,7% del PIL, in Spagna il 44,8%, in Gran Bretagna il 46,9%. Tra i grandi paesi l'Italia è battuta soltanto dalla Francia, che spende il 57% del prodotto interno lordo in spesa pubblica. La Francia ha chiuso il 2013 con un indebitamento netto molto più alto di quello italiano, pur avendo però un totale di debito pubblico inferiore a quello italiano. Infatti i dati Eurostat ci dicono che anno 2013 il debito pubblico della Francia è al 93,5% del prodotto interno lordo, 78,5% la Germania, 94% la Spagna, 132,6% l'Italia, che è già salita al 135% più di recente, 90% il Regno Unito. Detto per inciso, la crisi ben prima della Spagna avrebbe dovuto colpire l'Italia, stando al debito pubblico, perché se il debito pubblico è la chiave interpretativa generale, allora a quel punto non si capisce perché la crisi sia scoppiata in Spagna. Quando scoppiò la Spagna era al 40-50% di debito pubblico. Tra l'altro, come il Portogallo e la Grecia, le ricette europee, i famosi aiuti e ciò che si deve fare quando si è in crisi, cosa hanno prodotto? Che il debito pubblico è cresciuto rispetto al prodotto interno lordo, perché la Spagna prima della crisi aveva un debito pubblico inferiore al 60%, nettamente inferiore al 60% del prodotto interno lordo. Nel 2013, dopo la crisi, le ricette, l'austerità e compagnia bella, siamo al 94%. Quindi il risultato è che il debito pubblico è cresciuto. E di questo, ripeto, parleremo in dettaglio con il professor Bagnai mercoledì mattina, perché sono tanti gli argomenti sui quali è opportuno, è giusto e utile avere un punto di vista antitetico rispetto a quelli dominanti. Giusto perché poi uno si confronta e ragiona, perché ciò che invece spaventa, diciamo così, è la tendenza a pensarla in un modo solo, che è stata imposta, inculcata ormai
a tutte le opinioni pubbliche europee e ha trovato terreno fertile particolarmente in Italia. In ogni caso, andiamo a questi dati sulla spesa pubblica. Visto che il PIL italiano fa schifo, arranca, cioè si distrugge ricchezza invece di crearla, allora la spesa pubblica in proporzione alla ricchezza del paese, cioè prendiamolo per buono, al prodotto interno lordo, prendiamolo per buono come indicatore, la spesa pubblica rimane molto alta, soltanto la Spagna spende più dell'Italia rispetto alla propria ricchezza, cioè al prodotto interno lordo. Se per caso noi diventassimo tedeschi, se cioè applicassimo ai nostri conti i numeri registrati l'anno scorso in Germania, vedremmo ridurre le entrate statali e locali di 45 miliardi, cioè meno tasse per almeno 45 miliardi, spendendo 92 miliardi in meno, ma dedicando 16 miliardi in più al welfare. E questa è un'osservazione, tra parentesi, fantastica, perché se la Ragioneria Generale dello Stato si limita a dire se fossimo come i tedeschi saremmo come i tedeschi, insomma, qualcuno la chiamava in filosofia una tautologia, cioè praticamente una definizione che non definisce nulla, cioè il bianco è bianco, il rosso è rosso, il giallo è giallo, è una tautologia, cioè se noi fossimo tedeschi saremmo come i tedeschi, dice la Ragioneria Generale dello Stato, che non è male come acquisizione concettuale e pratica. La Germania è l'unico paese in Europa ad avere il bilancio in pareggio. Perché? Perché chiede ai cittadini e alle imprese il 44,7% del prodotto interno lordo, ma spende la stessa cifra, il 44,7%. Il prodotto interno lordo tedesco, in valore assoluto, è del 75% superiore a quello italiano. In valore pro capite è pure superiore. Il 23% in più, cioè diviso il prodotto interno lordo per il numero dei cittadini, il prodotto interno lordo, la ricchezza diciamo così, tedesca è superiore del 23% a quella italiana. A conti fatti, la Germania potrebbe permettersi manovre espansive senza neanche infrangere i parametri di Maastricht. Tornando all'Italia, invece, il 44,7% del PIL italiano vale 697 miliardi di euro, cioè 47 miliardi in meno rispetto ai 744 di entrate che registriamo e 92 miliardi in meno rispetto ai 789 che spendiamo. Cioè, se anche noi spendessimo, questo era il senso del paragone, se fossimo come i tedeschi saremmo come i tedeschi, che fa la Ragioneria Generale dello Stato. Se anche noi spendessimo come la Germania il 44,7% del prodotto interno lordo, vorrebbe dire che pagheremmo meno tasse per 45 miliardi e spenderemmo 92 miliardi e mezzo in meno, ma spenderemo 15 miliardi e 7 in più per il welfare, agendo alla tedesca. Poi è chiaro che tagliare di altri 6 punti la spesa pubblica in Italia avrebbe delle conseguenze abbastanza pesanti, stante il fatto però che non abbiamo ancora capito dov'è la famosa spesa pubblica improduttiva. Tutti ne parlano da anni e anni e anni e anni. Dov'è sta spesa pubblica improduttiva? Non sono solo le grandezze totali ad allargare le distanze fra Italia e Germania, scrive ancora oggi il Sole 24 Ore, dando conto di questo studio della Ragioneria Generale dello Stato, perché la Ragioneria infatti spulcia anche i dati della spesa primaria. Spesa primaria è la spesa dello Stato escludendo la spesa per gli interessi sul debito pubblico. La spesa primaria dello Stato, nel nostro paese, il 23,1% di queste uscite è per stipendi, cioè il 10% erotti del prodotto interno lordo. L'Italia fa meglio rispetto alla Francia, ma molto peggio della Germania, che dedica alla voce stipendi il 17,8% delle spese primarie totali, cioè il 7,6% del suo prodotto interno lordo. Di conseguenza, pur spendendo in assoluto meno dell'Italia, la Germania ha più risorse per il welfare, per le prestazioni sociali. I tedeschi infatti indirizzano a questa voce un punto netto di PIL più dell'Italia e se riuscissimo a fare la stessa cosa potremmo alimentare la spesa sociale con quasi 16 miliardi in più all'anno. Infine, nota ancora il Sole 24 Ore di oggi, i dati sugli stipendi pubblici danno un altro aiuto per capire quanto conta la crescita economica. Nessuna riforma può tagliare 3 punti di prodotto interno lordo a un pubblico impiego che è già a dieta da anni. Ma nonostante il blocco di stipendi, contratti e turnover, la spesa è ancora alta, la spesa per gli stipendi pubblici, in relazione alla ricchezza che la sostiene. Il problema si sana soltanto, e qui c'è la scoperta del classico uovo di Colombo, con la
crescita del prodotto interno lordo, con la ricchezza. Le stime diffuse la settimana scorsa però sono negative. Dal 2002 a oggi soltanto la Grecia è cresciuta meno dell'Italia e l'Italia ha abbandonato l'ultimo posto in classifica solo nel 2013, grazie al fatto che la ricchezza greca, misurata da Eurostat, è scesa l'anno scorso del 3,9%, mentre in Italia è caduta quasi del 2%. Risultato, tabella oggi sul Sole 24 Ore, la crescita dal 2000, sono due le date di riferimento, perché la Ragioneria Generale dello Stato rielabora i dati Eurostat e il Sole 24 Ore li sintetizza oggi in tabella, considerando l'andamento del prodotto interno lordo, che è assunto come indicatore di crescita, dal 2002 al 2013 nei paesi dell'Unione Europea. Dal 2002 al 2013, per fare un esempio, la Romania, certo, dal 2002 è cresciuto il PIL pro capite del 132%, in Lituania è cresciuto del 109%, in Lettonia del 106% e via dicendo. Ma lasciando perdere gli staterelli, con tutto il rispetto, in Ungheria è cresciuto del 37%, in Germania dal 2002 a oggi il prodotto interno lordo è cresciuto del 37%, in Italia del 9,6%. In Spagna addirittura, che ha subito la crisi, del 19%, è cresciuto il prodotto interno lordo dal 2002 a oggi, in Francia del 18%. Quindi se ne deduce che l'Italia è proprio sul fondo della classifica. Peggio dell'Italia ha fatto solo la Grecia, ma per crescita dell'economia. Peggio dell'Italia ha fatto solo la Grecia, non è un'opinione, sono anche i numeri della stessa Eurostat, prendiamoli pure per buoni. Intanto adesso ci ascoltiamo un altro brano musicale, sempre Jack Gibbons, ma stavolta Chopin, Mazurka opera 41 numero 1, da Gershwin a Chopin.
Per chiudere, e poi a grande richiesta, il primo movimento del concerto opera 3 numero 8, La minore, dall'estro armonico di Vivaldi, che è piaciuto molto la settimana scorsa, lo rimandiamo molto volentieri. Per chiudere però, forse vi siete persi l'intervista di ieri, domenica 27 luglio, sul Fatto Quotidiano, l'intervista di Carlo Tecce alla ministra, ex ministra Fornero. Abbiamo parlato dell'avvento del governo Monti, sulla scorta anche dell'articolo di Brunetta che ci ha riportato al novembre 2011 alla lettera della BCE. Il portato di quella lettera fu anche il governo Monti. E uno dei nomi, credo, più ricordati dagli italiani, oltre a quello di Mario Monti, è stato quello della ministra del lavoro Elsa Fornero. L'intervista viene riassunta efficacemente dal Fatto Quotidiano con questo titolo virgolettato: sono le parole della ministra Fornero a qualche annetto di distanza dalla sua esperienza governativa. Sanguinavo, mi sentivo San Sebastiano, ho sofferto la solitudine, a me sono andate le colpe, agli altri, compreso Mario Monti, la campagna elettorale. E il fatto che adesso Renzi sia lei con Berlusconi non mi sorprende, la politica è cinica. Ma ci sono alcuni passaggi che sicuramente incontreranno l'interesse dei cittadini tutti, in particolare degli esodati, di quelli che andranno in pensione più tardi all'improvviso in virtù della riforma Fornero, di tutti coloro che insomma possono apprezzare direttamente le riforme di Elsa Fornero, la famosa riforma per la quale lei sanguinava e si sentiva San Sebastiano, e più in generale credo possano trovare l'interesse di tutti i cittadini. La ministra Fornero, l'ex ministra Fornero, a un certo punto del colloquio con il giornalista Carlo Tecce del Fatto Quotidiano, inviato a Torino, prende un foglietto bianco e lo mostra all'intervistatore. Questa era la mia vita, dice Elsa Fornero, appena finito il governo, il vuoto, il niente, e pensare che la giornata di un ministro era scandita dai minuti. Sono scesa da una giostra e ho continuato a girare senza motivo. E qui la ministra Fornero fa anche intravedere qualche problema di tenuta psichiatrica, chiedo scusa perché lo dice lei, psichiatrico-psicologica, diciamo così. Devo molto a una telefonata di Enrico Letta, era il 3 maggio del 2013, era un venerdì, circa le 21:30, io mi ricordo i particolari, perché Letta tornava dal primo viaggio da Presidente del Consiglio e mi disse: Elsa, se siamo ancora in Europa lo dobbiamo alle tue riforme. Letta non mi doveva quella gentile chiamata, mi ha aiutato. Aiutato a cosa? A fare la differenza, racconta Elsa Fornero. Quella differenza che non ti fa prendere il sonnifero per dormire, racconta Fornero, che poi aggiunge: quando in pratica è finita l'esperienza di governo, ho gestito il mio tempo per non andare da uno psicologo o da uno psichiatra. Ipse dixit, cioè l'ha detto lei. E con questo noi ci salutiamo, con questo simpatico inserto dall'intervista della ministra Fornero ieri al Fatto Quotidiano, e torniamo a Vivaldi, dall'estro armonico, il concerto opera 3 numero 8 a 2 violini in La minore, David Oistrakh e Igor Oistrakh all'esecuzione. Siamo nel 1961. Buon ascolto e buon pomeriggio da Giulio Cainarca.